sono il dottor Vianello Domenico, sono un ex ricercatore montese che ha lavorato 35 anni nei petrolchimici e da circa 50 anni mi interesso di Porto Marghera. 35 anni come dipendente, 15 anni come appartenente alle varie associazioni che raccontano alla gente i veri pericoli dell'inquinamento. Sono deputato a rappresentare l'Assemblea permanente contro il rischio chimico. Hanno scelto me perché, essendo un ex ricercatore Montedison, quando parlo dell'SG31 so effettivamente di che cosa parlo. L'SG31 è un vecchio inceneritore che ha circa 30 anni, attualmente chiuso, che serviva per bruciare i rifiuti tossici nocivi dei prodotti della Montedison nell'ambito di Porto Marghera. Attualmente è chiuso perché la quantità di rifiuti tossici nocivi praticamente è talmente bassa che non è più economico. Allora c'è stato un accordo tra l'ENI, la Regione e dei privati e si sta completando purtroppo in questi giorni, per cui l'ENI passa alla Regione questo impianto e questo impianto a sua volta glielo dà ai privati. C'è anche un accordo economico molto cospicuo di circa 9,5 milioni di euro che dovrebbe andare ad integrare le eventuali perdite per l'uso di questi inceneritori. Per far sì che questo inceneritore possa essere minimamente remunerativo bisogna bruciare almeno 125.000 tonnellate all'anno di rifiuti tossici nocivi. Per far questo, siccome in zona non ci sono, bisogna andare ad attingere al resto dell'Italia e probabilmente anche all'estero e questo è un sospetto che io ho perché ultimamente hanno dragato i canali, li hanno portati da 8,5 metri a 11,5 metri e questo permetterà alle grosse navi probabilmente piene di questi rifiuti di attraccare a Porto Marghera e poiché questo impianto, l'SG31, è proprio vicino alla banchina, più facilmente caricare questo prodotto. Speriamo che ciò non avvenga perché noi dell'Assemblea permanente siamo riusciti con grandi battaglie a eliminare alcuni prodotti tossici nocivi e pericolosi come il fosgene, che non era un semplice prodottino chimico ma era un gas di guerra, e adesso se rimettono in funzione questo impianto è come ritornare indietro di 10-20 anni per quanto riguarda l'inquinamento. Noi ci proviamo, abbiamo già raccolto 10.000 firme, anzi più di 10.000 firme, continuiamo ad andare avanti, suffragati dal fatto che la popolazione risponde molto bene e risulta essere matura e cosciente che un impianto del genere aumenterà fortemente l'inquinamento a Porto Marghera e quindi creerà un aumento dei tumori e delle malattie legate all'inquinamento. Dell'inceneritore SG31 contro il progetto di chi, come la Giunta Galan, Zaia e compagni, vogliono fare di nuovo di Marghera la pattumiera del Veneto. Non permetteremo che ancora una volta si metta a rischio la nostra salute, non permetteremo che ancora una volta si usi questo territorio come una vera e propria pattumiera dei rifiuti. Oggi la Giunta regionale del Veneto, uno degli ultimi regali di Galan prima di andarsene, vuole approvare una convenzione che consente di riaccendere l'inceneritore SG31 a Porto Marghera e portare di nuovo qui a Porto Marghera i rifiuti industriali, civili, tossico-nocivi da tutto il Veneto. Oltre 10.000 cittadini di Marghera, Mestre, Venezia hanno firmato una petizione e stiamo portando al Palazzo della Regione queste firme per chiedere che questo territorio non sia utilizzato come la discarica dei rifiuti tossico-nocivi di tutto il Veneto. Dopo anni, gli anni della chimica di morte, gli anni della chimica inquinante, anni in cui come cittadini ci siamo battuti per chiudere le produzioni nocive, chiediamo che questo territorio non sia più utilizzato come una discarica, non sia più utilizzato come la pattumiera del Veneto. Gli inceneritori a Marghera devono essere chiusi, non devono essere utilizzati per i rifiuti di Treviso, di Vicenza, di Padova, di Verona e di tutta Italia. Siamo venuti a portare qui alla Giunta regionale migliaia e migliaia di firme, più di 10.000, raccolte dai cittadini della nostra città che vogliono un futuro diverso per Mestre, per Marghera. Con la popolazione, sulle autorità locali, con la municipalità, con il Comune di Venezia. Questo chiediamo, niente di più. E possibilmente con l'atto scritto.
che possono arrivare altre cose, anzi me lo hai confermato. Basta aggiungere esclusivamente biologici e solo dalla zona e siamo a posto. 2 parole. Chiudiamo il ciclo PIF, noi siamo d'accordo. Ok? Oppure ti spiegate perché non è possibile farlo. No. E quindi si escludono i conferimenti attualmente previsti dall'AIA per il punto terzo. Noi abbiamo raggiunto, preso 15.000 firme, ne raccoglieremo 20.000, forse arriveremo ai 33.000 come siamo arrivati con l'altro. Quindi dietro le nostre spalle più 12.600, c'è un bacino d'utenza di 45.000 e 40 della consegna delle firme. Vabbè, scusa. Tutta C. Galan, vergognati! Vuoi trasformare la nostra città in una pattumiera!